di Stagni, ecco, ma ove ti sedessi sulla poltrona di sindaco, da dove vorresti cominciare? Qual è la cosa che ti appassiona di più? La prima cosa a cui penseresti? Vai, un minuto. Se parliamo della passione è una cosa, se parliamo della prima cosa, quindi parlo della passione. La mia passione sarebbe quella di recuperare i terreni abbandonati, come ho già avuto modo di dire nei precedenti interventi, perché ritengo che sia essenziale ridare una dignità a Triggiano, un'anima a Triggiano, ma questo non è solamente dare una dignità, ma significa fare un'operazione di recupero ambientale, significa fare un'operazione economica, significa dare la possibilità a tanti giovani di creare occasioni di lavoro. Io credo che quella è la mia prima, come dire, il mio primo obiettivo e la mia passione sul quale io sicuramente mi spenderò nei primi giorni dell'eventuale mie elezioni. Va bene, grazie. Campobasso. Un minuto e mezzo massimo anche per te. Sì, ok, allora però per prima cosa, magari quello che quel signore che mi ha detto che il piano sulla ferrovia non è un'ipotesi, magari potevano scappare e continuare a spiegare le sue ragioni. Comunque, che cosa ho ok, va bene. Che cosa ho intenzione di fare? Beh, sicuramente come prima cosa ridare una vita culturale a Triggiano, perché se ridiamo una vita culturale a Triggiano, Triggiano acquista, come dire, notorietà e quindi riusciremo ad attirare risorse, probabili nuovi cittadini, e quindi è quello. Dobbiamo semplicemente pubblicizzare quella che è Triggiano per renderlo un posto migliore. Grazie. Antonio Donatelli, la prima cosa nei primi 100 giorni. Sembra una domanda difficile. Allora, la prima cosa che mi piacerebbe fare immediatamente è dare, lo dico in una sintesi, aprire le porte del comune, cioè dare la sensazione ai cittadini di poter andare al loro comune come fosse casa loro, come in effetti è il comune casa nostra, si chiama casa comunale, quindi i cittadini devono avere la sensazione di andare al comune perché è un loro diritto. Ci devono essere gli orari di ricevimento del sindaco e degli assessori, i cittadini non devono, che se devono andare al comune non devono porsi la domanda chi conoscono, devono avere un orario durante il quale potersi recare dal sindaco, dagli assessori a seconda delle problematiche che hanno, perché le problematiche che i cittadini hanno da portare in evidenza all'amministrazione sono le problematiche del comune, i suggerimenti servono e i confronti servono per risolvere i problemi della città. Qualcosa velocissimo ancora, secondo me bisogna immediatamente rifare le rotonde, sono cose banali ma ridanno la visibilità positiva al nostro paese, perché quando arrivi a Triggiano vedi le rotonde più brutte di tutta la provincia, quindi bisogna rifare le rotonde e dare un'immagine, non solo le rotonde, un po' tutto, l'immagine positiva del nostro paese. E poi l'ultima cosa, acquistare immediatamente le case dell'acqua, che sono una delle poche cose che effettivamente consentono di non produrre rifiuti, oltre ad erogare acqua a 5 centesimi al litro ai cittadini, consentono di non produrre rifiuti perché uno va lì, riempie la tanica e se ne torna a casa senza produrre nemmeno la plastica. Grazie. Michele Mastroleonardo. Chiaramente, innanzitutto si può dire di tutto in questi 100 giorni, faremo qualsiasi cosa, invece no. Le grandi coalizioni specialmente hanno un grande problema, quello di dover piazzare gli assessori tra i primi dei non eletti, a destra e a sinistra, vedere un po' chi accontentare, chi ha tirato più voti, quindi i 100 giorni li passano così. E invece il primo impegno per la cittadinanza, io l'ho già dichiarato, è quello del taglio dello stipendio del 50%, sia per il sindaco che per gli assessori, che costituiranno un fondo per la scuola e per il sociale. Sono pochi euro, ma serviranno magari per dare una tinteggiata ai muri che viene data dai genitori, per portare la carta igienica nelle scuole, il sapone, tutti i servizi essenziali che dovrebbero esserci all'interno della scuola e che non ci sono. Poi in 100 giorni chiaramente ci si siede e si farà una programmazione, ma prima di tutto dare l'esempio di politica pulita, trasparente e partecipata. Trasparente perché apertura dei bilanci e di tutti i documenti che devono essere consultabili gratuitamente, partecipata perché dobbiamo richiamare i cittadini a partecipare alla cosa pubblica, quindi anche con le loro proposte e raccolta firme, ed efficienza, taglio degli sprechi, taglio degli stipendi, taglio di tutto il superfluo per restituire a Triggiano Palazzo Pontone. Bene, grazie. Un applauso lo possiamo fare per questi 4 candidati sindaci. Io ringrazio Peruni, Claudio Campobasso,
Antonio Donatelli, Michele Mastro Leonardo e Adolfo Schiraldi. Li ringrazio tutti. Io, se posso dire, non voto a Trigiano, questo è risaputo, ma se votassi a Trigiano mi sentirei in buone mani per ciascuno di questi nostri candidati sindaci che sono venuti qui ad illustrarci le loro idee. Io mi auguro che tutti e quattro, a qualsiasi titolo, possano stare in consiglio comunale. Uno di questi sarà sindaco, gli altri me li auguro di vederli come consigliere comunali. Grazie a tutti e buona serata.